Mi dispiace quando delle dichiarazioni che sono assolutamente normali, come dire che chi milita nella Lega è sempre pronto a rispondere presente al proprio partito, poi vengono strumentalizzate o utilizzate per danneggiare l'una o l'altra persona. Mario Conte non ci sta a cadere nella tela del ragno e con un post assai poco criptico lancia un avviso ben chiaro ai naviganti nella corsa alla presidenza della regione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sulla Campania che mette il definitivo stop ad un ulteriore mandato per Luca Zaia. C'è da definire il peso dei partiti della coalizione di centrodestra nella scelta del candidato presidente di una regione che per la Lega rappresenta la linea del Piave. C'è da definire il nome sul quale il Carroccio, sondaggi alla mano, deciderà di puntare. Dopo qualche uscita, non so se giornalistica o frutto di disegni di altro tipo, propendo per la seconda opzione, è meglio mettere in chiaro alcune cose, scrive quindi il sindaco di Treviso, da tempo tra i papabili della Lega a Palazzo Balbi, una rosa di nomi che vede, oltre a Conte in pole position, quello del segretario della Lega e vice segretario federale Alberto Stefani, seguito dall'attuale vicepresidente della regione Elisa De Berti, fedelissima di Zaia, o del capogruppo del Consiglio Alberto Villanova. E sono proprio i disegni di altro tipo del post a far capire a cosa e a quali amici strateghi Conte si riferisca. Mi dispiace vedere quando mi vengono attaccate definizioni come si è scavato la fossa, si è autocandidato. Io non mi autocandido da nessuna parte, io sono chiamato a servire la comunità trevigiana e il mio impegno è totalmente dedicato a questa città. Se qualcuno pensa attraverso questi giochetti di mettermi fuori partita, non si deve preoccupare, cioè io se la Lega non vuole la partita manco la gioco, la giocherò da militante, da sostenitore della Lega, sicuramente a sostegno di qualsiasi sia il candidato, perché la cosa che ho detto è che la Lega ha tanti amministratori e militanti che sono in grado di ricoprire quel ruolo.